Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il processo del Green Pass deve essere di accompagnamento, altrimenti l'unico risultato sarebbe di radicalizzare le posizioni. Parole del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che ritorna sui metodi di utilizzo della carta verde e rinnova l'appello al vaccino. I dubbi sul vaccino io voglio smentirli, perché anche i dati che sono arrivati nella giornata di ieri dall'Istituto Superiore della Sanità testimoniano l'efficacia e la sicurezza del vaccino. Noi quindi su questo dobbiamo crederci e a raccontare la verità ai cittadini. Quando non si è vaccinati il rischio contagio aumenta. Quando non si è vaccinati il rischio malattia grave aumenta moltissimo e rischiano anche di tornare a riempirsi gli ospedali. Per questo la campagna che stiamo facendo, e penso in modo anche capillare come Regione, deve trovare una partecipazione sempre più importante da parte dei cittadini. Io sono contento che si torni a una vita normale, la vita normale è possibile grazie ai vaccini. Detto questo, io penso che anche il processo del Green Pass, come abbiamo anche proposto come conferenza delle regioni, deve essere un processo di accompagnamento. Perché altrimenti la mia preoccupazione è che si vadano a radicalizzare le posizioni e questo non aiuta il successo della campagna vaccinale. Quindi io continuo a dire spieghiamo, utilizziamo il Green Pass per aprire quello che l'alternativa è chiudere, perché anche questo bisogna ricordare con forza che l'altro anno avevamo un'unica arma, quella di chiudere, e penso sia inaccettabile per il sistema economico e lavorativo del nostro Paese. Quindi utilizziamo il Green Pass per aprire, non per chiudere. Il Presidente Fedriga ha toccato un altro tema, quello dei trasporti, in vista appunto delle riaperture delle scuole a settembre, con l'ipotesi di applicare il Green Pass anche a treni e corriere. Rispetto anche alle considerazioni tecniche che sono state fatte dalle strutture di tutte le regioni, che in realtà sui trasporti noi dobbiamo prevedere un riempimento all'80% dei mezzi per garantire il 100% di presenza. E su questo, come sapete, anche nelle misure che stiamo approvando in Regione con l'assestamento cercheremo di mettere anche dei finanziamenti per la mitigazione del rischio sui mezzi di trasporto del TPL. Ma il Green Pass su trasporto e scuola può essere anche questa una soluzione? Io utilizzerei cautela in questo momento sul Green Pass, dobbiamo coinvolgere le persone a partecipare alla campagna vaccinale, come dicevo. Io, come sapete, sono più che favorevole alla campagna vaccinale, a far partecipare le persone alla campagna vaccinale. Penso che ci siano fake news che continuano a girare, che è necessario smentire, ma ribadisco che in questo momento noi dobbiamo accompagnare il Paese e i cittadini e non alimentare tensioni. Siamo alle notizie di cronaca. Perde il controllo dell'Opel Corsa e finisce prima contro un albero, poi nei campi. Nel tremendo incidente stradale accaduto poco dopo mezzanotte è morta una ragazza di 23 anni di Fagagna, Greta Castellano. Tragedia della strada questa notte lungo la ex provinciale 5 tra Fagagna e Rodeano di Rive d'Arcano nel territorio del comune di Fagagna, all'incrocio tra via San Daniele e via Madonna Taviere. È circa mezzanotte quando scatta l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che chiamano il 112 e che fanno accorrere sul posto l'equipaggio di un'ambulanza inviata tempestivamente dalla centrale Sores di Palmanova e i vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli. Sul posto i soccorritori trovano una vettura Opel Corsa semidistrutta nei campi. A guidarla una ragazza di 23 anni di Fagagna, Greta Castellano, avrebbe compiuto 24 anni in settembre. Inutili purtroppo per lei le operazioni di rianimazione. La giovane è deceduta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Daniele per tutti i rilievi e gli accertamenti. Non appena ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma della giovane è stata composta nelle camere mortuarie dell'ospedale di San Daniele a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sarà eseguita con ogni probabilità l'autopsia. La ex provinciale 5 è rimasta chiusa temporaneamente al traffico per permettere le operazioni di rimozione della vettura e per tutti gli accertamenti. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi, si tratta di una fuoriuscita autonoma. La giovane è finita prima contro un albero e poi contro un palo della segnaletica, poi la carambola in un campo. Lutto a Fagagna, dove la notizia della scomparsa della giovane si è diffusa rapidamente in mattinata, suscitando vasto cordoglio.
È morto dopo aver contratto il Covid in Etiopia il missionario laico di Codroipo Paolo Caneva, 49 anni. L'uomo lascia la moglie e i 4 figli che si erano appena trasferiti nel centro del Medio Friuli. Lutto a Codroipo per la morte del missionario laico Paolo Caneva, 49 anni, stroncato dal Covid che aveva contratto in Etiopia, dove si trovava per lavoro alle dipendenze di una ditta friulana attiva nel settore edile. Da circa un mese era ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Addis Abeba, dove ha ricevuto le migliori cure, come riferisce Monsignor Ivan Bettuzzi, parroco di Codroipo, lo stesso sacerdote del centro del Medio Friuli che prima della pandemia l'aveva raggiunto in Africa per visitare una delle sue missioni. Lo ricorda come una persona sobria, di grande fede, principi saldi, grande generosità. La sua era stata una vocazione fin da giovane, quella di avviare progetti di aiuto per scuole e ospedali alle popolazioni etiopi. È lì che aveva incontrato sua moglie, un'unione felice dalla quale erano nati 4 figli. La famiglia si era trasferita di recente a Codroipo per permettere ai bambini, di età compresa tra i 4 e i 15 anni, di poter frequentare le scuole. Non è chiaro adesso se la salma possa rientrare in Friuli a causa delle limitazioni imposte dal Covid-19 in Africa. La sua morte ha suscitato vasto cordoglio nel centro del Medio Friuli. Oltre 150 gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per l'ondata di maltempo che fra ieri e la scorsa notte ha colpito il Friuli occidentale, l'ex provincia di Udine Lisontino. Gravi danni allo stabilimento Caligaris di Manzano, dove le raffiche di vento hanno scoperchiato parte della copertura, scoperchiato un edificio anche a Gonars. Gli interventi hanno riguardato per lo più la messa in sicurezza della viabilità e di giardini privati per lo schianto di alberi e rami. Numerosi elementi di arredo urbano, tra cui panchine, cestini dell'immondizia, ma anche tavolini e sedie di locali pubblici sono stati danneggiati. A Colloredo di Monte Albano sono caduti alcuni alberi con il conseguente blocco temporaneo di alcune strade secondarie. Ed ora andiamo a Pordenone, dove un 18enne è stato arrestato dagli agenti della questura per spaccio di stupefacenti, nascondeva l'hashish sotto i jeans e in casa gli è stata trovata altra droga e materiali per il confezionamento. Nascondeva la droga sotto i jeans, legata con lo scotch alla caviglia, ma un 18enne di Pordenone non è riuscito a eludere un controllo della squadra volante della questura, che lo ha fermato assieme a un gruppo di ragazzi tra via Cappuccini e via Pola domenica. Il neo maggiorenne, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga ma è stato bloccato. Dai controlli sono emersi 21 grammi di hashish che, appunto, nascondeva sotto ai pantaloni, mentre un'altra confezione era presente in un involucro di celofan nascosta all'interno del calzino. A quel punto è scattato un ulteriore approfondimento e gli agenti hanno effettuato una perquisizione a casa del giovane, dove hanno trovato altri 133 grammi di hashish nascosti in un guanto di lattice in un mobile, un bilancino digitale di precisione e 635 euro in contanti, verosimilmente frutto di spaccio. Il tutto è finito sotto sequestro e il 18enne è stato arrestato. Si trova a casa in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono ripresi questa mattina e subito sospesi i lavori in Consiglio regionale per l'approvazione delle variazioni di bilancio, un intervento da oltre 350 milioni di euro. La sospensione è stata decisa per consentire ai gruppi politici di approfondire alcuni emendamenti con l'assessore delle finanze Barbara Zilli. Fondi per ammodernare le strutture alberghiere, risorse per le amministrazioni che dovranno lavorare alla realizzazione del PNRR, aree verdi nei centri urbani e per il cambio auto dei privati. Le variazioni di bilancio anno 2021 prevedono una lunga serie di interventi per un totale di oltre 350 milioni di euro che l'assessore alle finanze Barbara Zilli ha deciso di mettere subito nella disponibilità di imprese e cittadini con l'obiettivo di ridurre il più possibile l'impatto della crisi scatenata dalla pandemia Covid. Non mancherà ovviamente la sanità nella manovra con 5 milioni per il personale e 2,3 per lo sviluppo di sistemi informatici sempre legati al campo della sanità. Ci saranno poi 4,2 milioni per i consorzi di sviluppo industriale e 8,8 milioni per promoturismo FVG per le infrastrutture in montagna. I lavori oggi proseguiranno con la discussione generale, nel corso della quale le opposizioni hanno parlato di intervento poco coraggioso. Poi si inizierà con il voto dei singoli articoli per arrivare all'approvazione entro il fine settimana. È incentrato sull'oncologia di precisione, il nuovo progetto studiato dall'ASUFC per mettere in rete tutti gli ospedali e centri sanitari dell'azienda ospedaliera.
una completa riorganizzazione dei servizi e dei percorsi di cura per rispondere alle più evolute terapie nella lotta ai tumori. L'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale è diventata capofila di un progetto per l'oncologia di precisione, incentrata sull'identificazione di specifiche mutazioni genetiche. Si passa dal trattamento dei tumori basato sull'organo o sul tessuto a una terapia basata sulle alterazioni genetiche del singolo tumore nel singolo paziente. È un cambiamento che, come hanno documentato già le società scientifiche internazionali, europee e anche nazionali, richiede anche un cambiamento organizzativo, altrimenti questa innovazione rischia di non arrivare o di arrivare tardi e male al letto del malato. Cercare di far sì che i cambiamenti che dobbiamo apportare alla nostra pratica quotidiana per introdurre questa innovazione siano gestiti, progettati con strumenti manageriali adeguati, con un supporto consulenziale adeguato, con una nuova figura a supporto, in modo da far sì che l'organizzazione risponda all'esigenza, che è quello di far arrivare prima possibile e nel miglior modo possibile l'innovazione al paziente. Filari di bolle al via a Casarsa, la sfida tra gli spumanti del Friuli Venezia Giulia per decretare le migliori bollicine della regione, organizzata da Pro Casarsa, Comune e Associazione Sommelier, in gara 80 vini. Sono iniziate le degustazioni degli 80 vini in gara per la 7ª edizione di Filari di Bolle, la selezione degli spumanti del Friuli Venezia Giulia, organizzata da Pro Casarsa, Città di Casarsa e Associazione Italiana Sommelier, in collaborazione con il consorzio delle DOC FVG. La selezione punta a decretare le migliori bollicine regionali con l'obiettivo di valorizzare la qualità e l'eleganza dei prodotti. Le bollicine del Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni sono cresciute notevolmente e stanno colpendo soprattutto una fascia di età piuttosto ampia, perché la loro versatilità soddisfa sia un palato giovane che quelli un po' più maturi e attempati. Il 5 agosto saranno resi noti i vincitori nelle 4 categorie: metodo Charmat Prosecco DOC, metodo Charmat spumante monovarietale, metodo Charmat Cuvée e metodo classico, con un riconoscimento speciale per il Prosecco DOC Rosé. È una gioia, un orgoglio essere riusciti anche in questi 2 anni, malgrado la pandemia, a proporre questa selezione. Per noi questo è un modo di promuovere Casarsa, ma è un modo di promuovere tutto il sistema del vigneto Friuli Venezia Giulia. Gli spumanti selezionati saranno poi protagonisti il 10 agosto nel cortile di Palazzo Burovic e Desmajevic per la presentazione e degustazione delle bollicine. Siamo allo sport, ha nuotato i 200 d'orso in 1 minuto 58 secondi e 36, l'udinese Matteo Restivo, schierato in terza batteria a caccia della semifinale, troppo lento purtroppo per guadagnarsi la posizione tra i migliori 16, abbandonando così i Giochi Olimpici di Tokyo a cui era esordiente. Niente da fare neanche per Stefano Tonut, sconfitto con la nazionale azzurra dell'Australia per 86-83. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.